Buonasera e ben ritrovati l'edizione serale del TG di Prealpina.it. Apriamo questa edizione con gli aggiornamenti sulla tragedia al Mottarone che domenica scorsa è costata la vita a 14 persone. Terminati gli interrogatori di convalida, ora è attesa la decisione del GIP Donatella Banci Buonamici sulla misura cautelare da applicare nei confronti dei 3 fermati. Interrogato dal GIP, il caposervizio della funivia Gabriele Tadini ha ammesso di aver collocato il ceppo bloccafreno e di averlo fatto altre volte. Difeso dall'avvocato Marcello Perillo, Tadini ha spiegato che le anomalie manifestate dall'impianto non erano collegabili alla fune e ha escluso collegamenti tra i problemi ai freni e quelli alla fune. Non sono un delinquente, ha detto al GIP. Non avrei mai fatto salire persone se avessi pensato che la fune si sarebbe spezzata. Opposta la posizione del direttore dell'esercizio ingegnere Enrico Perrocchio. Non salirei mai su una funivia con ganasce, quella di usare i ceppi è stata una scelta scellerata di Tadini, avrebbe detto al GIP secondo quanto riferito dal suo legale, l'avvocato Andrea Da Prato. Il gestore della funivia Luigi Nerini ha invece sostenuto che non spettava a lui occuparsi della sicurezza dell'impianto, a suo dire di competenza degli altri 2 fermati. Spostiamoci ora a Malpensa, dove un cittadino del Gambia è finito nei guai per esportazione illecita di capitali. Ai controlli l'uomo aveva dichiarato di avere con sé circa 600 euro, ma nascosti tra gli effetti personali nel bagagliaio ne aveva altri 164.000. A incastrarlo sono stati funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e militari del gruppo Malpensa della Guardia di Finanza. Residente in Spagna, era in procinto di partire per il Gambia via Bruxelles. Ora è stato denunciato, i soldi, come prevede la legge, sequestrati. E ora andiamo a Legnano, dove l'anniversario della battaglia dei comuni lombardi contro l'imperatore tedesco è stata celebrata oggi in un modo inedito. Niente palio che a causa dell'emergenza sanitaria si correrà il prossimo 19 settembre. Oggi però ai piedi del monumento al guerriero è stata deposta una corona e in piazza San Magno è tornato il carroccio, il servizio di Elena Casero con il video di Walter Todaro. Siamo con il Supremo Magistrato Lorenzo Radice. Signor Sindaco, cosa significa questo 29 maggio 2021 per Legnano, questo momento di commemorazione della battaglia? Sicuramente è un simbolo, è un momento simbolico, di ripartenza. Ripartenza attraverso, come dire, il richiamo e la riproposizione dei nostri valori, della nostra storia, della nostra cultura. Oggi è ancora tutto ovviamente in forma molto contenuta, molto ridotta, molto attenta a rispettare ovviamente le norme, perché siamo ancora in una fase di transizione e probabilmente questo sarà un po' il segno di quest'anno, un anno in cui dobbiamo aspettarci un palio che sarà un palio di transizione, un palio di passaggio, e quindi oggi è il primo momento, sono i primi momenti diciamo di riavvio e di ripartenza. Io credo che sia molto importante, molto bello anche rivedere le persone finalmente in piazza con i nostri colori, le nostre bandiere, i nostri valori, la nostra storia. Da ultimo un aggiornamento sui dati Covid. Ieri in Lombardia sono stati eseguiti 44.888 tamponi, 620 quelli risultati positivi, per un indice che scende all'1,39%, il valore più basso da settembre scorso. 13 decessi, erano stati 29 nella giornata di venerdì, 5 ricoverati in meno nelle terapie intensive dove restano 243 persone, 102 negli altri reparti, per un totale di 1.131 persone ancora in ospedale. La situazione peggiore a Milano, con 203 nuovi positivi, poi Bergamo con 89 e Varese con 74. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguiti. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it è per domani alle 19.